La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato l'ergastolo per Cesare Battisti, l'ex terrorista dei PAC condannato per 4 omicidi commessi alla fine degli anni 70 e arrestato dopo 37 anni di latitanza lo scorso gennaio in Bolivia. La Corte ha dunque rigettato la richiesta della difesa di commutare la pena dall'ergastolo a 30 anni di reclusione. Secca la dichiarazione del legale di Battisti Davide Steccanella. Le decisioni dei giudici non si commentano, ha detto l'avvocato, e se non si condividono si impugnano. Tra le vittime per cui è stato condannato Battisti c'è anche Lino Sabbadin, ucciso a Santa Maria di Sala il 16 febbraio del 1979. Per il figlio Adriano, presente quel giorno, che in questi anni non si è mai stancato di chiedere giustizia per il padre, la sentenza è un atto dovuto. Ma guardi, è già stato da un paese all'altro, lui la sua buona vacanza se l'ha già fatta, adesso che sconti quello che le deve rimanere. La pena a cui è stato condannato Battisti non esclude però la richiesta di benefici come i permessi premio che, essendo già stati scontati come presofferto circa 6 anni e mezzo, potrebbe essere avanzata tra 3 anni e mezzo, quando nel conteggio complessivo Battisti avrà scontato complessivamente 10 anni di carcere. La difesa aveva chiesto alla Corte di applicare la procedura di estradizione dal Brasile, contestando la validità dell'espulsione dalla Bolivia, in modo da commutare la pena da 30 a 20 anni e 7 mesi. Ma se l'ex terrorista PAC avesse voluto far valere l'accordo di estradizione italo-brasiliano, hanno invece stabilito i giudici, non avrebbe dovuto allontanarsi volontariamente dal Brasile e non avrebbe dovuto opporsi alla conclusione della procedura estradizionale con la sua consegna all'Italia.